Era preannunciato, nonostante il maltempo, che ad attendere per un ultimo saluto a Remo Sernagiotto ci fosse una folla commossa. Così è stato. 400 persone nel Duomo cittadino, distribuite secondo le norme anti-Covid, dai semplici cittadini alle personalità della politica, dal governatore Luca Zaia all'ex sindaco Marzio Favero, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, all'europarlamentare Raffaele Fitto. Presente anche l'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. Un evento improvviso che ha lasciato sconcerto, incredulità e dolore alla famiglia e agli amici, ha detto Don Antonio Genovese, prevosto del Duomo di Montebelluna. Lo ricordiamo per il primo suo grande affetto, il suo grande amore, la sua famiglia, la sua sposa, i figli, il piccolo Vittorio. Poi il suo sorriso, il suo ottimismo colpivano, il desiderio di risolvere i problemi, l'impegno del fare, non solo del dire. La moglie Maurizia e i figli Gloria e Gregorio, nonostante il grande dolore, hanno infine preso la parola. Ricordatelo con un sorriso che non mancava mai per nessuno, anche davanti a qualche difficoltà. Pensate a lui che diceva coraggio, che la vita è meravigliosa e se c'è un problema bisogna affrontarlo. Ti ho amato di un amore così grande e unico che non si può spiegare. C'eri sempre, per tutti, non sapevi dire di no a nessuno, nemmeno a chi qualche no se lo sarebbe meritato. Perché tu eri un'anima buona, eri un puro, un generoso, hai lottato come un leone tutta la vita. Ora è tempo di riposarti. Stai tranquillo, papà, qui ci penso io. Una persona schietta, sincera, leale, una persona che sicuramente rappresenta e ha rappresentato, continuerà a rappresentare per questo territorio e per tanti amici un punto di riferimento. La cosa più significativa, quella che ci ha insegnato, quella che il gruppo politico che lavorava con lui e che ha manifestato sempre anche nel suo lavoro politico, è una frase che mi ritorna, che secondo Remo la dignità degli ultimi passa attraverso il lavoro. È dedicato al prossimo anche l'ultimo gesto di generosità con la donazione delle cornee.